Doppia tragedia sulle strade del veneziano. La scorsa notte ha perso la vita un cinquantenne caduto dal suo scooter, mentre poche ore prima a rimanere sull'asfalto è stato Nicolò Cappellazzo, 21enne giocatore di rugby del Mirano. Nella notte tra venerdì e sabato i sanitari del 118 e i carabinieri non hanno potuto far nulla dopo che Alessandro Cutrone, domiciliato a Caorle nell'abitazione del fratello, è uscito da solo di strada mentre si trovava in sella al proprio scooter. Stava tornando a casa dopo aver lavorato in un locale di Jesolo dove era impiegato come barista stagionale. A un certo punto, forse per un malore o per un colpo di sonno, il cinquantenne ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada. Il motorino incontrollato ha impattato violentemente contro la recinzione che in via delle Rondini, in località Porto Santa Margherita, delimita un campo agricolo. Poche ore prima, stessa sorte era capitata a Nicolò Cappellazzo, 21enne di Mirano. L'incidente in via Scortegara nel tardo pomeriggio. Le cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri. Sembra che il giovane rugbista, in sella alla sua moto, abbia urtato un'auto e dopo sia caduto rovinosamente sull'asfalto. Il giovane è morto sul colpo. Il papà, la sera, sui social ha ricordato così il ragazzo: questa sera la nostra casa sentirà la mancanza della tua ironia, della tua dolcezza, di te. Ti amavo. Oggi abbiamo perso un pezzo del nostro cuore.